Benvenuti, oggi è mercoledì 9 aprile 2025. Il sole sorge alle 6:36 e tramonta alle 19:28. La luna si leva alle 16:21 e cala alle 4:59. Oggi si celebra San Demetrio. Il nome Demetrio ha origini greche e deriva da Demetrios, che significa appartenente a Demetra, la dea greca dell'agricoltura, del raccolto e della fertilità. Il 9 aprile si celebra la giornata mondiale dell'unicorno, un simbolo di purezza e magia che negli ultimi anni è diventato popolare anche sui social. Questa creatura mitica, conosciuta sin dalle antiche culture sumere, indiane e cinesi per i suoi poteri speciali, è vista anche nel cristianesimo come emblema di purezza e innocenza. Carlo Calenda compie 52 anni. Figura poliedrica della politica e del business italiano, ha attraversato diversi ambiti professionali prima di affermarsi nel panorama politico nazionale. Dalle sue prime esperienze come attore bambino alla gestione delle relazioni istituzionali per la Ferrari, fino ai ruoli di leadership in aziende prestigiose e infine la sua ascesa politica che lo ha visto ricoprire incarichi di rilievo a livello governativo. Fondatore di Azione, ha anche tentato di diventare sindaco di Roma. Giovanni Allevi, pianista e compositore, festeggia oggi 56 anni. Si è formato in pianoforte e composizione, servendo anche nell'esercito italiano come pianista. Nonostante una diagnosi di mieloma multiplo nel 2022 e la perdita della sorella, ha continuato a comporre ed è tornato a esibirsi, come dimostrato dal suo ritorno sul palco del Festival di Sanremo nel 2024. Patti Bravo, icona della musica italiana, compie 77 anni, simbolo vivente della musica italiana. La sua carriera, costellata di successi, l'ha vista reinventarsi costantemente. Ha esplorato vari stili musicali e ottenuto grandi successi con canzoni come La Bambola e Pazza Idea. Ha partecipato 10 volte al Festival di Sanremo, vincendo 4 volte il premio della critica. Il 9 aprile 2003, uno dei simboli più potenti della caduta del regime di Saddam Hussein in Iraq fu la distruzione della sua statua a Baghdad. Questo gesto, ampiamente trasmesso nei media di tutto il mondo, è diventato un'icona del cambio di potere nel paese e ha segnato l'inizio di un nuovo, seppur controverso, capitolo nella storia dell'Iraq. Ma la Luna resta sempre alla stessa distanza dalla Terra? La risposta è no, sembrerebbe infatti che stia continuando ad allontanarsi sempre di più. Viene stimato di 3,8 cm ogni anno. Inoltre, contrariamente alla credenza popolare, non vi è una faccia oscura permanente della Luna. Il lato opposto non è visibile dalla Terra, ma è ugualmente illuminato. Buongiorno ai 12. Oggi una rigorosa luna in Vergine tenterà di mettere tutto a posto nello zodiaco. Vediamo come ci riuscirà. Ariete. Oggi la luna è abbastanza distante da voi, nessuna confusione si fa per dire con Nettuno, ma certamente nei vostri sentimenti è tornata una certa praticità, soprattutto perché il vostro Marte per adesso è veramente saldato a Venere, il che significa che in amore è la strada giusta. Toro. La giornata di oggi prevede un Urano che ancora stenta a connettersi con la Luna, ma che presuppone bene una Luna comunque di trigono, e ancora una volta oggi siete più appassionati e più morbidi. È proprio un bel periodo, una bella primavera per voi Toro, proprio perché state riscoprendo i sentimenti, lasciando perdere anche un certo senso di possessività e di controllo sulle cose. Gemelli. La giornata di oggi prevede il Sole dialogare con Giove, un connubio quanto mai positivo, proprio perché presuppone una grande riuscita realizzativa per voi. Oggi arriveranno delle comunicazioni molto importanti e soprattutto incontrerete delle persone con cui fare affari o con cui stare bene. Cancro.
Giornata oggi veramente molto appassionata, i rapporti tra Venere e Marte continuano, Marte nei vostri gradi, ma anche la ferma decisionalità di Urano che vi porta comunque a dirigere le cose in una maniera alquanto diplomatica, sia per le esigenze vostre che per quelle del partner. Puntate in alto sulla carriera, è il momento proprio di dare il meglio di voi in termini ambiziosi e carrieristici. Leone, giornata oggi che vede una luna di seconda casa, una luna che vi mette nelle condizioni di fare un punto della situazione da un punto di vista economico, pratico e gestionale. Molti di voi hanno bisogno di ridimensionare spese o di dare delle prospettive molto più concrete alle loro azioni. Vergine, la luna oggi vi rende protagonisti dello zodiaco, una luna emozionale che tenta di carburare, di prendere delle decisioni di cui ancora forse non c'è la tensione giusta per esprimerle. Aspettate domani e vedrete che comunque la luna vi porterà fortuna. Bilancia, la giornata oggi è quella caratterizzata da una Venere fermamente salda e convinta, con Saturno della sua autenticità di sentimento, ma che fa i conti anche con ciò che non accade. Per cui, cari Bilancia, se è vero che sentite di aver operato bene, dovete meglio analizzare il perché la risposta non arriva da parte degli altri. Scorpione, giornata oggi particolarmente interessante perché la luna è dalla vostra parte e questo porta ispirazione, la realizzazione di un desiderio, una sorpresa insperata da parte di amici. È una luna oggi molto vantaggiosa e positiva. Peraltro anche Marte è d'accordo nel farvi vivere una passione intensamente Sagittario. Luna oggi di quadratura, per cui l'umore potrebbe essere non al top. In questi casi è utile impiegare il fisico nello sport, cosa a voi molto cara. Molto probabilmente oggi dovete far defluire dalla mente tutta una serie di pensieri che affollano un po' la vostra maniera positivistica di vedere le cose. Capricorno, la giornata oggi prevede una luna di trigono, quanto mai un toccasana, proprio perché adesso rimetterete le cose a posto sentimentalmente, vi sentirete più sicuri e sereni. Non è il momento di avere sospetti, anzi è quello dei chiarimenti, è quello delle cose che funzionano, quindi godetevelo senza troppo essere dubbiosi. Acquario, giornata oggi che prevede un certo meccanicismo e l'esigenza di ragionare in maniera pratica, anche se i sentimenti vanno a gonfie vele. Molti di voi vedranno che comunque in amore potrebbero molto migliorare le condizioni se solo il partner fosse un po' più coerente con quello che dice. Pesci, la giornata oggi è caratterizzata da una luna in opposizione, una luna che vi obbliga a prendere coscienza di un punto di vista altrui. Per quanto per adesso avete mostrato molto decisionismo, forse vi sfugge qualche particolare che riecheggia nel passato. L'esperienza tesaurizzata dell'ultimo anno vi verrà in solido per decidere al meglio quale decisione un po' difficile prendere. Il 9 aprile 1959 la NASA presentò al pubblico i suoi primi 7 astronauti, noti come il Mercury 7. Questo gruppo di piloti militari selezionati per il programma Mercury avrebbe avuto il compito di diventare i primi americani dello spazio, segnando l'inizio dell'era spaziale. Oggi esploriamo l'espressione fare il buono e il cattivo tempo. Questo modo di dire significa avere il potere di influenzare le decisioni di altri, spesso grazie alla propria autorità o posizione di forza. L'origine di questa espressione affonda le radici nella mitologia. Zeus per i greci, Giove per i romani, il dio che regnava sull'Olimpo, aveva il potere di scatenare tempeste con un semplice lancio dei suoi fulmini. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto.
Charles Baudelaire, poeta dal talento immenso e dalla vita travagliata, ha incarnato l'essenza del poeta maledetto, trasformando le sue sofferenze e passioni in arte. Orfano di padre in giovane età e in conflitto con la figura paterna, ha cercato rifugio e ispirazione nell'amore, nella letteratura e nei vizi, trovando infine nella poesia la vera espressione di sé. La sua esistenza, segnata da amori tormentati, viaggi esotici e sfide personali, si è riflessa nelle sue opere, rendendolo uno dei maestri indiscussi del simbolismo. Ci salutiamo con la frase del giorno. Ognuno lascia la sua impronta nel luogo che sente appartenergli di più. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo domani per iniziare al meglio un nuovo giorno insieme. Buona giornata dalla vostra Martina.